Bene, un buongiorno a tutti, un benvenuto innanzitutto a Leoluca Orlando Ussinnicu, che dal 1985 al 2022 ha vissuto in prima linea le vicende della sua Palermo, della quale fu appunto sindaco per circa 22 anni e appunto in momenti anche molto particolari. Chi ha avuto modo di visitare Palermo a metà degli anni '80 del Novecento è ritornato in questi ultimi anni e mi ha detto che la città è profondamente mutata e che la primavera palermitana ha lasciato veramente un grande segno. Questo risultato è dovuto all'impegno di una parte rilevante della popolazione che aveva già visto importanti punti di riferimento in uomini come Piersanti Mattarella, di cui Leoluca Orlando, all'epoca giovane docente di diritto pubblico regionale, non a caso fu collaboratore. Proprio Leoluca Orlando, rinunciando alla carriera universitaria, raccolse l'eredità di Piersanti Mattarella, assassinato dalla mafia, fino a guidare la sua Palermo con scelte di straordinaria valenza, oltre che altamente simboliche, come nel 1986 la costituzione di parte civile del Comune di Palermo nel processo di primo grado del cosiddetto maxi processo contro Cosa Nostra, oppure l'affidamento a urbanisti di grande spessore come Pierluigi Cervellati, Leonardo Benevolo, Italo Insolera del piano particolareggiato del centro storico del 1988, con l'avvio del risanamento del cuore della città, a lungo abbandonato. Cosa Nostra non è stata ancora sconfitta, ma la primavera di Palermo ha insegnato che la mafia non è invincibile e, come ebbe a dire Giovanni Falcone, è destinata a morire. Leoluca Orlando ha dimostrato che le istituzioni democratiche possono reggere l'urto e vincere la sfida. La battaglia non è conclusa, si è ampliata a tutta Italia e all'estero, dove Cosa Nostra da tempo è ramificata. Anche il Veneto non è immune da questo fenomeno. Io ero un giovane appassionato di politica alle prime armi quando il gruppo consigliare della Liga Veneta presentò qui a Palazzo Ferrofini uno studio a metà degli anni '90 dal titolo Cosa Nostra a casa nostra, e proprio la contestazione dell'Istituto di Confino, che portò in Veneto figure di primo piano come Badalamenti, Contorno, Fidanzati, per citare nomi famosi, fu una delle prime battaglie del movimento autonomista veneto, con l'allora un giovanissimo Ettore Beggiato, poi consigliere regionale, che nel 12 dicembre del 1985 presentò la sua prima interrogazione assieme a Franco Rocchetta sulla presenza di mafiosi in Veneto, mentre ancora prima, nel 1981, il PC veronese aveva pubblicato un libro bianco, Droga e criminalità, in cui si denunciava la penetrazione delle organizzazioni mafiose nel territorio. La battaglia di Palermo in verità è il fronte più significativo di una guerra particolarmente complessa, internazionale e difficile, ma sul cui esito non abbiamo dubbi. Concludo scusandomi per il tempo che ho sottratto al nostro ospite e ringraziandovi per la pazienza che avete avuto nell'ascoltarmi, citando finali di un'ode di Bertolt Brecht. I deboli non combattono, quelli forti lottano forse un'ora, quelli ancora più forti lottano per molti anni, ma quelli fortissimi lottano per una vita. Costoro sono indispensabili. Grazie per la presenza e buona presentazione. Cedo la conduzione al collega Lorenzoni, che ha fortemente voluto questo momento. Prego. Grazie Presidente e grazie anche agli autori del libro che hanno accettato di venire a Venezia con una logistica, riconosco, non semplicissima, ma hanno accettato di venire a presentare questo lavoro che io ho apprezzato molto. Io non voglio parlare assolutamente, consiglio la lettura perché è un percorso su diversi capitoli. C'è la storia di Palermo, c'è la storia di Leoluca Orlando, c'è la storia dei rapporti tra la politica e la mafia, c'è la storia della politica italiana e c'è la storia di una società che si è trasformata negli ultimi 30 anni. Quindi io credo che sì, la testimonianza che è stata data sia una testimonianza importante. Ci sono dei concetti che a me sono stati particolarmente cari, che sono ripresi: la fraternità democratica, che è uno degli elementi che ha ispirato l'attività politica di Orlando. Credo che sia un concetto da recuperare e da valorizzare. Però ecco, c'è la paura, c'è la viscosità di una società che, diciamo così, tende ad espellere chi non si allinea, e
E c'è anche appunto tutto un racconto della storia, della difficoltà di innovare nella politica, che io credo sia una testimonianza importante per capire cos'è accaduto, ma soprattutto per cercare di capire cosa costruire negli anni a venire. Abbiamo bisogno di novità, abbiamo bisogno di strumenti nuovi, e su questo credo che Leoluca Orlando possa essere una persona che possa essere di ispirazione per i più giovani, ma anche di sostegno per chi è impegnato nell'attività politica. Questa è la ragione per cui io ho spinto. Ringrazio i colleghi Finco, Zanoni, Baldin, che vedo qui in prima linea, vedo anche il segretario generale, il dottor Valente. Grazie. Ecco, io partirei proprio, non so se da Costanz o Leoluca, forse da Costanz, per capire perché lei è la responsabile di questo libro. la responsabile. Perché hai spinto per scrivere questo libro? Buongiorno, intanto grazie per l'ospitalità in questa prestigiosissima sede. Perché questo libro? Come hai detto poco fa, per lasciare ai giovani una testimonianza di un personaggio politico che è rimasto sempre in realtà, tranne brevi parentesi, un personaggio politico locale in Italia, che però ha avuto un riflesso sul livello internazionale notevole. Perché? Perché Orlando, con tutti i suoi difetti che troverete anche in questo libro, perché lo pizzico spesso su tutte le cose che secondo me non sono andate bene, ma nonostante questo ha una dote che in Italia, almeno quando sono arrivata io nel 1990, non era assolutamente una dote di politici molto comune, cioè è molto coerente, è sempre stato coerente. Si è fatto anche mille nemici grazie a al suo carattere, però ha portato avanti i suoi obiettivi in maniera molto coerente, scontrandosi volentieri e spesso con il potere nazionale, il potere dei partiti, dei governi, ma lui senza temere e senza dubitare ha portato avanti appunto le sue politiche, prima quelli dell'antimafia negli anni 90, ma attenzione anche quelli dell'immigrazione e inclusione nella fase della grande migrazione dal 2013 in poi. Per cui io conosco Orlando dal 1990, l'ho conosciuto perché sono andata a intervistarlo e l'ho sempre seguito, come molti dei miei colleghi stranieri. Non è una rarità questa cosa mia, perché abbiamo sempre apprezzato che lui ha avuto il coraggio anche in un luogo estremamente difficile, attenzione. Io conosco bene tutta l'Italia ormai dopo tanti anni, ho viaggiato tanto. La Sicilia ancora oggi è un luogo molto difficile, dove realizzare degli obiettivi politici anche semplici, per esempio un'amministrazione che funziona, una burocrazia che non è corrotta, tutte queste cose che altrove, io sono nordica, del nord della Germania, voi siete veneti, quindi ci sono luoghi nel mondo dove le cose in partenza funzionano molto meglio, perché c'è un altro rigore delle persone singole, ma anche nei gruppi di lavoro. Quindi avere portato avanti una politica rigorosa, coerente, e aver raggiunto anche obiettivi importanti, questo pensavo valesse la pena di raccontare. E io l'ho fatto soprattutto per i giovani. Ho 3 figli, conosco bene i giovani, hanno bisogno anche di modelli, soprattutto in questo momento in cui loro si trovano in un grande vuoto e bisogna raccontare le storie positive della politica. Grazie. Grazie, sono d'accordo che sia una testimonianza utile, indispensabile. Chi appunto ha combattuto, mi è piaciuta la citazione di Brecht del presidente Ciambetti: i fortissimi non mollano mai. Lascio la parola a un fortissimo. Grazie veramente per questa straordinaria occasione, grazie Arturo, grazie presidente Ciambetti per le parole che hai usato, che credo riassumono il senso di questo libro. Hai saputo cogliere, e di questo ti sono veramente grato, con grande leggerezza, il senso di un'esperienza che va al di là
delle divisioni di parte. Hai saputo cogliere il senso di quella leggerezza che io cerco di esprimere nel primo capitolo, dove inizio dicendo: il mio cuore batte a destra, perché io per una malformazione genetica ho il cuore a destra, ma tutti sanno che batte a sinistra. Cosa voglio dire? Sostanzialmente anche il riferimento che hai fatto tra Lega e Rete è il senso di come ci sono momenti in cui nella vita del paese bisogna mettere da parte le distinzioni tradizionali, e tante volte il nuovo, il cambiamento, viene da chi sta fuori dal palazzo, e sicuramente la Lega stava fuori dal palazzo e io stavo fuori dal palazzo. Diciamo, io sto sempre fuori dal palazzo, perché tutte le volte che io sono tra i pochi politici che non ha mai avuto una nomina, mai nominato nulla, io o vengo eletto o resto dove sono. Quindi neanche un consiglio di amministrazione di una società partecipata, nessuno pensa di nominarmi, nessuno, diciamo. Sono l'innominato da questo punto di vista, ma perché nei palazzi romani ancora oggi sono rimasti figli e figliocci di quella classe politica corrotta che io ho attaccato, che non hanno dimenticato. Quando entro nei palazzi romani viene la sindrome del naufragio. Attenzione, da parte di esponenti di tutti i partiti, non vorrei che qualcuno pensasse che faccio sconti di indulgenza per qualcuno, diciamo. Quando io arrivo dal segretario di un partito piuttosto che dell'altro, oddio, la sindrome del naufragio. Perché? Perché ho cercato in qualche modo di onorare l'impegno assunto davanti al corpo di Piersanti Mattarella, ucciso da politici, come spiego nel libro, e da mafiosi, da politici del nostro partito, allora era la Democrazia Cristiana, e da mafiosi, perché era un tempo nel quale non c'era la mafia a Palermo, la mafia governava a Palermo, che un po' di più. Nel Veneto c'è la mafia, credo che non si possa affermare che governi la mafia, non è una differenza di poco conto. A Palermo non era così, a Palermo la mafia governava e aveva il volto dello Stato. E quando io, appena eletto sindaco di Palermo, ebbi a dire che Palermo è la capitale della mafia e che lo Stato è il volto della mafia, il quotidiano della città mi ha impalato dicendo: quest'uomo non è degno di rappresentare questa città. Ateo e comunista venivo chiamato, nessuno è perfetto, non sono mai stato ateo, domani non so che succede, ma comunista, non sono mai stato comunista, nessuno è perfetto. Ma quando attaccavamo la mafia eravamo considerati atei e comunisti, perché i vescovi mafiosi dicevano che eravamo atei e i ministri mafiosi dicevano che eravamo comunisti. Piersanti Mattarella era un noto ateo e comunista, anche il cardinale Pappalardo era un noto ateo e comunista, per non parlare dei magistrati del pool antimafia, per non parlare. Poi per fortuna è arrivato a scegliere di essere ateo e comunista Giovanni Paolo II nella Valle dei Templi, e allora qui qualcosa comincia a cambiare, con il colpo finale che sono state le stragi del 92 e la uccisione di Don Pino Puglisi, mio amico da sempre, sacerdote, noi diciamo in siciliano un parinegro qualunque, una persona straordinariamente normale, come normalmente sono gli eroi o i santi. Era normale, ma in maniera straordinaria. Lui non chiedeva l'arresto dei mafiosi, lui chiedeva che venisse costruita la scuola per i bambini del suo quartiere, e i boss mafiosi, Glaviano piuttosto che i Corleonesi, ebbero più paura di un parinegro qualunque, scusate l'espressione siciliana, di questo semplice sacerdote, che non delle armi dei poliziotti e delle sentenze dei magistrati, e lo uccisero. E lui rispose, come ricordo nel libro, era il suo compleanno, tornava la sera a casa dopo essere stato in parrocchia tutto il giorno, e nel buio della sera, nel quartiere di periferia a Brancaccio, avvicinato da due killer, quando lui vede i due killer che si avvicinano, sorride e dice: me l'aspettavo. Quel me l'aspettavo, quel sorriso ha avuto più valore di 100 sentenze di condanna del caso dei mafiosi, perché ha mandato alla mafia il messaggio che dice: noi non siamo contro di te, noi siamo alto da te, giochiamo un'altra partita con altri valori, perché diversamente c'è il rischio di
costruire un meccanismo che era il meccanismo dell'inizio della mia esperienza, di mafia, antimafia, mafia, antimafia, mafia, antimafia. E io ero considerato giustizialista. La costruzione dell'aula bunker, la mia prima opera pubblica è stata costruire l'aula bunker, che evoca la guerra, la costituzione di parte civile. Tutto questo faceva sì che chi combatteva la mafia, ateo e comunista, era isolato nei palazzi. Il 92, con le stragi di Capaci e Via D'Amelio, hanno fatto scoppiare la rivolta morale. E chi era muto ha parlato, chi era sordo ha sentito, chi era cieco ha visto. E improvvisamente si è ridotta la zona grigia. Quando è che c'è un enigma? Scusatemi se faccio questa lunga premessa. Quando è che c'è un enigma? Quando la zona tra il bianco e il nero è molto vasta. Quando tra bianco e nero c'è uno spazio molto vasto, lì c'è l'enigma. Tutto l'impegno nostro, mio evidentemente anche, è stato quello di ridurre la zona grigia, di fare in modo che il bianco la smettesse di fare la parte del grigio e si schierasse col bianco, e che il nero la smettesse di coprirsi con l'alibi del grigio e si schierasse dove era, nero. Non so se riesco ad essere chiaro. E noi abbiamo ridotto questo spazio di zona grigia che sostanzialmente era il terreno di cultura della mafia. Racconto 1000 episodi di persone per bene. Il rettore del collegio dei Gesuiti dove io studiavo, quando io a 14 anni ho organizzato un seminario sulla mafia e contro la mafia, ha protestato con i miei genitori, dicendo: perché Luchetto parla di mafia? Non abbiamo niente a che fare con la mafia, pertanto non dobbiamo parlarne, non vedere, non parlare, non sentire. Era il vero sostenitore della mafia, una persona per bene, non era mafioso. Ma la mafia ha bisogno di 100 persone che sparano, ha bisogno di 1000 persone, meglio se sono per bene, che non vedono, non parlano, non sentono. Ecco, io credo che il vero cambiamento è stato questo, e abbiamo scoperto non più il diritto, ma i diritti. Per questo, se mi posso permettere, l'esperienza di Palermo è straordinariamente attuale. Non è un testamento, è soltanto, come Costanzo Roscher ha voluto caparbiamente, è soltanto mettere ordine ad un'esperienza che rischia di essere consegnata a una serie di slogan, una serie di luoghi comuni, una serie di posizioni irrazionali, per cui buono o cattivo, senza cogliere complessità. In cosa consiste questa attualità? Se posso dirlo subito, Venezia non è una città europea. Palermo non è una città europea. Tunisi non è una città europea. Cipro, Nicosia, Istanbul non sono città. Noi siamo mediterranei, che è un'entità diversa dall'Europa. E la storia di questo palazzo è una storia mediterranea, di culture, di sensibilità, di religioni diverse che vivono insieme e producono sviluppo, crescita. La ricchezza viene da chi non è nato nel luogo che si sviluppa. Ecco, il messaggio che io in qualche modo ho voluto mandare da Palermo, poi se vogliamo fare la differenza, allora Venezia è il nord del Mediterraneo e Palermo è il sud del Mediterraneo, va bene, così diciamo, abbiamo messo un po' a posto le cose e collocato Venezia con Barcellona e Marsiglia e Palermo con Tunisi ed Istanbul, diciamo, va bene. E io sono orgogliosamente europeo perché applico lo Ius Soli, e applicando lo Ius Soli sono in Europa. Così come occorre che si applicasse lo Ius Soli per tutti, sì, siamo passati dal diritto ai diritti. Abbiamo scoperto che la legge non è la verità assoluta. Nel 92, quando ci furono i lenzuoli, le catene umane, la rivolta civile, non si chiedeva la condanna dei mafiosi. Guardate, è una cosa più sottile. Si chiedeva la verità. Si chiedeva la verità. Perché sappiamo che i processi vanno come vanno. Sappiamo che i processi ci sono gli avvocati bravi, ci sono i magistrati scarsi, c'è di tutto, diciamo, come è normale che sia. Ci sono le leggi poco chiare, ma noi abbiamo rivendicato il diritto alla verità.
volevamo sapere esattamente e vogliamo sapere, e mi ostinero sempre a chiedere, a prescindere da quello che il magistrato accerta, perché io rivendico il mio diritto, scusatemi, ma sto parlando di futuro, di parlare bene di un condannato. Posso parlare bene di Nelson Mandela? O non posso farlo perché è stato in carcere? Posso parlare bene di una persona che per 8 mesi è stato condannato nei civilissimi tribunali britannici, Gandhi? Posso dire che è la persona più importante della mia vita, 2000 anni fa è stato processato penalmente e giustiziato? Posso parlare bene di Gesù Cristo? O non posso farlo perché ha avuto una condanna penale? Ma se posso parlare bene di un condannato, potrò pure parlare male di un assolto. Non vorrei, i nomi li conoscete meglio di me, che qualcuno di questi truffaldi condannati per mafia, diciamo subito, non vorrei che Cuffaro e Dell'Utri pensino di essere, diciamo, Gandhi o Nelson Mandela, ecco, diciamo, non vorrei essere frainteso. Ma io rivendico il mio diritto politico, io non mi lascio condizionare dai magistrati. Il gruppo dirigente del nostro paese non può essere scelto dai magistrati, lo dico per rispetto ai magistrati, non so se sono chiaro. Quando qualcuno è sottoposto a un processo penale e dice attendo con fiducia l'esito del processo, significa, ne parliamo tra 20 anni, io dico ma che cosa aspetti? Devi andare adesso e ti auguro di essere assolto. Non so se sono chiaro. C'è la dimensione etica della politica, non può dipendere da una sentenza di un magistrato, perché quando questo accade muoiono i partiti e nascono i movimenti e nasce la Lega e nasce la Rete, o per altro verso e nasce Forza Italia, parlo della prima Forza Italia, cioè che è una forma di rifiuto rispetto ad una logica che è quella che quello che conta è l'accertamento giudiziario. Da questo punto di vista è il messaggio che io in qualche modo voglio dare di futuro a Palermo. Quando qualcuno mi chiede quanti migranti ci sono a Palermo, io non rispondo 80.000, 90.000, rispondo nessuno. Chi abita a Palermo è palermitano. E non faccio nessuna differenza tra chi a Palermo è nato e chi a Palermo ha scelto di vivere. Ecco, su questo. Ma vogliamo renderci conto che parliamo di esseri umani? Possiamo essere tutti d'accordo a essere razzisti, nel senso di difendere l'unica razza che esiste, quella umana? Io ho paura dei razzisti che parlano di più razze. La razza è una. E nessuno può essere condannato a vivere, a morire, a farsi ammazzare nel luogo nel quale i genitori l'hanno fatto nascere. Io ho avuto dei genitori violenti. Pensate, mi hanno fatto nascere a Palermo senza chiedere la mia autorizzazione. I vostri me l'hanno chiesta evidentemente, a me non me l'hanno chiesta. E io devo essere condannato ad essere italiano perché sono nato in Italia. Me la scelgo io la mia patria. E se poi scelgo l'Italia vale il doppio, perché non dipende dal sangue, è una scelta mia. Perché abbiamo una razza, quello che cerco di spiegare nel libro, è 8 miliardi di identità. Io non ho l'identità di mio padre e né di mia madre, e i miei figli non hanno la mia identità. L'identità non deriva dal sangue dei genitori. L'identità deriva dall'esperienza che facciamo, dalle scelte, dagli errori, dai sogni che abbiamo, dalle illusioni. Ebbene, noi abbiamo recuperato una dimensione identitaria per cui abbiamo una razza e 8 miliardi di identità. Io non ho l'identità di mio fratello, le mie figlie non hanno la mia identità. A questo punto, ma che differenza c'è tra me e qualcuno che è nato in Bangladesh? Non c'è nessuna differenza. E allora, perché accoglierli? È conveniente. Se Palermo è cambiata, si deve alla presenza dei migranti. Si deve alla presenza dei migranti che hanno portato quello stimolo al cambiamento, quella voglia di arrivare, quel desiderio di ascensore sociale che noi rischiamo di avere perso. Noi ci occupiamo di chi viene da fuori soltanto se è turista. I tassisti palermitani sono diventati bravissimi perché hanno scoperto che esiste il turismo e che è conveniente. Non vi dico i ristoratori, i bed and breakfast piuttosto che... Ma è mai possibile che qualcuno che venga da fuori vale soltanto se è turista? Ma vogliamo renderci conto delle competenze che hanno, delle sensibilità che hanno? Io ho partecipato con orgoglio a tutte le feste religiose, quelle musulmane, quelle ebraiche, quelle hindu, quelle buddiste, quelle confuciane, tutte, per mandare il messaggio che siamo tutti palermitani.
E certamente quando io ho cominciato a pregare Allah senza scarpe, rivolto verso la Mecca, qualcuno evidentemente, immaginate sui social che fine ho fatto. Parimenti quando ho acceso la Chanukah ebraica, piuttosto quando ho pregato Shiva nel tempio hindu. Ma il tema di fondo è così. Palermo è diventata una città sicura. I terroristi islamici, cosiddetti islamici, perché sono i primi nemici dell'Islam ovviamente i terroristi, diciamo, come i papi che hanno fatto le crociate, i primi nemici di Gesù Cristo, ma questo diciamo, ne parliamo dopo. Diciamo. Sostanzialmente i terroristi islamici a Palermo non vengono perché non si sentono sicuri. Quando arriva qualcuno di loro, ci ho provato uno una volta, ho subito ricevuto la telefonata di un musulmano palermitano. Sindaco, è arrivato Ahmed, io ho chiamato il questore, Ahmed ancora che scappa. Perché il musulmano a Palermo difende la sua città, prima che difendere chi si ispira alla stessa religione, sia pure pervertendola. E questa è la sicurezza. Il futuro dipende dal come noi accogliamo e sono una risorsa straordinaria di cambiamento perché hanno una voglia di vivere, una gioia di vivere che i nostri giovani spesso non hanno più. Entro in un ristorante, chiudo con questo episodio. No, ma non voglio farti chiudere, vorrei stimolarti su una cosa, perché su questo tema tu scrivi molto nel libro ed è molto bello. Però c'è la Carta di Palermo, che è un documento importante secondo me, è un documento dal punto di vista politico fondante. Se ci dici due parole su come ti è venuta in mente questa cosa, qui tu in qualche caso ti definisci pazzo, e io sono d'accordo, perché ci vuole un po' di follia per prendere alcune decisioni, ma spiegaci la Carta di Palermo e come sia oggi attuale. Sull'onda dei diritti, sviluppando l'intuizione, io davo dopo il 93 cittadinanza onoraria ai condannati a morte. Il condannato a morte per definizione è qualcuno che ha commesso un reato. E tutti si stupivano, il giustizialista Orlando dà la cittadinanza onoraria ai condannati a morte. Ma era un modo per mandare un messaggio alternativo alla mafia. Mi posso permettere, assomiglia al me l'aspettavo di Don Pino Pugliesi, non so se sono chiaro. Cioè non tu uccidi più di me o io uccido te prima che tu uccidi me, ma un'altra cultura, che io non uccido neanche il peggiore degli assassini. Non so se riesco a essere chiaro. È una cultura di vita rispetto alla cultura di morte. Tutto questo ha prodotto fino al punto, come racconto nel libro, che un condannato a morte della Virginia, avendo ricevuto la cittadinanza onoraria, come ultimo desiderio è stato quello di essere seppellito a Palermo. Noi siamo l'unica città al mondo dove è seppellito un condannato a morte straniero e ho partecipato per la prima volta nella mia vita a un funerale di un morto ammazzato dallo Stato, con tutti i sacramenti di una legge, le premesse, una legge disumana, rispetto alla quale per me prevale il diritto alla vita. Ma la cosa straordinaria è che questo messaggio è stato colto dai cittadini. Quel funerale non è costato una lira al Comune di Palermo. Un agente di pompe funebri che non sono sempre più simpatici. Diciamo quasi come i politici, e così ho cercato di evitare la gaffe, va bene? Non sono sempre i più simpatici. È venuto a me, mi ha detto, sindaco, pago tutto io. Viaggio aereo da Richmond, pago tutto io, a una condizione. Lei non deve dire che sono io a regalare questa cosa, perché non lo faccio per farmi pubblicità. È evidente, potete torturarmi, non dirò mai il nome di questa agenzia di pompe funebri, perché mi ha detto che appena lo dico devo pagare $20.000, quindi diciamo, non è il caso di parlarne ulteriormente. Ma il tema, dopodiché sull'onda di questo abbiamo organizzato, promosso, sostenuto il più grande gay pride del Sud Europa. I diritti. Io, essendo temporaneamente cattolico, ma ostinatamente ostile al Vaticano, diciamo, quindi per questo mi piace molto questo Papa, ma questo è un altro ragionamento, ho celebrato la prima unione di omosessuali d'Italia. Pensate, nel giorno di Santa Rosalia,
non lo sapevo. Mi sono trovati questi sposi, potevo dire no, tornate domani. Il cardinale arcivescovo mi ha detto: sindaco, lei fa tutto quello che vuole, ma proprio il giorno di Santa Rosalia dove siete persi? Poteva farlo il giorno prima, il giorno dopo. Ha ragione, il cardinale Sua Eminenza ha ragione, non si entra in una moschea con le scarpe. Però potevo dire: Eminenza, la responsabilità è di mio segretario, che non mi aveva avvertito che quel giorno avevamo questo matrimonio. Mi sono trovato gli sposi nella mia stanza di sindaco e non ce l'ho fatta a dire tornate domani. Poi mi sono fermato e ho detto: Eminenza, ma che cosa va pensando? Di cosa si preoccupa? Dio è grande, andiamo avanti, Dio è grande. Dopodiché ho pensato che fosse opportuno di riconoscere, siamo nel 2014, quando cominciavano le tragedie, una consulta delle culture, non delle razze. Palermo è l'unica città al mondo che non ha assessore alla cultura. Noi abbiamo assessore alle culture, con la E maiuscola, al plurale, per mandare questo messaggio di convivenza. Ed questa consulta è democraticamente eletta da tutti coloro che risiedono a Palermo e che hanno un passaporto non italiano. E poi sull'onda di questo ho chiamato il presidente della consulta, un giovane medico palestinese, ad Andarascia, e ho detto: bisogna abolire il permesso di soggiorno. Lui, migrante, medico palestinese, appena gli ho detto bisogna abolire il permesso di soggiorno, perché il permesso di soggiorno è la nuova schiavitù, la nuova pena di morte, ed è la fonte dell'insicurezza, perché se io non ho il permesso di soggiorno divento pericoloso, perché sono invisibile. A questo punto il presidente della consulta, questo giovane palestinese, se n'è andato, ha convocato la consulta e ha detto: dobbiamo prendere provvedimenti, il sindaco è impazzito, non possiamo continuare ad avere rapporti con uno pazzo, perché lui stesso credeva impossibile affermare questo principio. E come ci siamo arrivati? Rendendo visibili i migranti. Bisogna rendere visibili i migranti. Per questo ho dato, avendo qualche dissenso, fino alla minaccia di mandare l'esercito per fermarmi da parte del ministro Salvini. Per questo io, da sindaco, cosa ho fatto? Ho dato residenza anagrafica. Non posso dare un passaporto, non posso dare, non ho il permesso di soggiorno, ma dando la residenza anagrafica consentivo di lavorare, di avere un contratto non in nero e quindi permesso di soggiorno. Dando residenza anagrafica consentivo di locare un appartamento non in nero. E uno di loro che ha ricevuto questo permesso di questa residenza anagrafica, in un'intervista alla Repubblica ha detto: non conosco Orlando, ma lo ringrazio perché ha firmato. Firmavo io, perché i dipendenti comunali terrorizzati non volevano firmare. E quindi loro proponevano di rigettare la residenza anagrafica e io invece, vista la Costituzione, perché la legge diceva un'altra cosa, vista la Costituzione, firmo. Poi la Corte Costituzionale ha detto che ho fatto bene, ma dopo un anno e mezzo di cui c'è il rischio che arrivasse l'esercito per fermarmi. L'avremmo accolto bene, noi accogliamo tutti, ma, insomma, però era sempre sgradevole, diciamo. Ma in un'intervista a questo cosiddetto migrante, una brutta parola, ma insomma, non ce n'è una migliore, dice: ringrazio il sindaco che non conosco perché mi ha dato la residenza anagrafica e io adesso finalmente, avendo la residenza anagrafica, posso pagare le tasse. E io aggiungo: e io ti posso mandare la polizia ad arrestarti perché so dove stai. Cioè, la sicurezza sta nel rendere visibili tutti. Se io sono invisibile, sono pericoloso per me e per gli altri. E non c'è differenza tra Matteo Messina Denaro, latitante, mafioso, pericoloso a sé e agli altri, e Luca Orlando senza documenti. Siamo entrambi parimenti pericolosi, perché invisibili. Ma vogliamo rendere visibili tutti. E questo lo so, pazzo, ma io il sindaco ho fatto. E l'ho fatto fino in fondo, sapendo che se io fossi primo ministro non potrei fare le cose che ho fatto da sindaco. Perché noi sindaci abbiamo, rispetto ai primi ministri, ai governanti nazionali, abbiamo una caratteristica.
Non abbiamo esercito e non stampiamo moneta. Capite la libertà che deriva dal fatto che non hai esercito, frontiere da difendere e non abbiamo moneta? Ma se un sindaco non dice quello che dico io, ma che ci sta a fare? Io mi auguro che ci siano tanti sindaci che la pensano così, in modo che i presidenti del Consiglio dei Ministri possano riflettere, non per accogliere fino in fondo la pazzia, ma perlomeno evitare le altre pazzie, che si chiamano sovranismo e razzismo nel senso deteriore. Posso fare una domanda? Spero di non essere smentito perché sto cercando di giocare facile. Un sindaco non può permettersi il lusso di essere razzista. Io conosco ministri razzisti, conosco parlamentari razzisti, ma sindaci razzisti non ne conosco. Perché un sindaco sa che quando alimenta l'intolleranza, poi i problemi al bar ce li ha lui. Il ministro o il parlamentare si distrae, il sindaco no. Per cui questo è il messaggio che poi in parte le cose che diceva il Presidente, che ringrazio ancora una volta, cioè vogliamo renderci conto che esistono alcune cose che dovrebbero prescindere dalla collocazione partitica. E proprio questo fa innervosire evidentemente i partiti. Palermo non è mai stata una città di sinistra. Se io sono stato eletto sino al 75% dei consensi, forse qualche elettore di destra c'è stato, forse. Noi vogliamo riflettere su questa insufficienza dei partiti a rappresentare i bisogni di una comunità, con la conseguenza che, come dico nel libro, sapete cosa ho scoperto in tarda età? In effetti, quando ero giovane lo intuivo. Io ho un solo partito, che si chiama Palermo, e questo fa innervosire tutti gli altri partiti. Sì, nel libro dici una cosa, che un sindaco non può essere populista, perché dirlo qui a Venezia ci vuole un po' di coraggio, nel senso che c'è un sindaco che, diciamo... Uno, due. Sì, no, ma ecco, è un esempio che secondo me... Una difesa corporativa. No, ma diciamo, allora, mettiamolo così, un sindaco, anche se è dentro di sé intollerante, Sì, no, ma questo è indubbio poi... ha paura delle conseguenze della sua intolleranza, Questo è mentre certo. invece un ministro, un parlamentare, tanto vive in un altro mondo. No, è vero, si è più lontani dalla Non vive tra la persona e gente. diventa più difficile. Io però vorrei tornare da Costanza e chiederle una cosa. C'è una delle migliori conoscitrici della realtà di Palermo, perché l'hai seguita per oltre 30 anni. È esportabile questa esperienza di Palermo? Cioè questo riscatto? Qui nel libro è scritto bene, negli anni '80 Palermo era buia, era triste, era... Nell'immaginario collettivo era una città pericolosa, una città ritorta su se stessa. Oggi non è più così. Oggi vedo delle similitudini con quello che era Napoli negli anni 90. La cultura napoletana negli anni 90 ha trainato il paese ed è indubbio, è stato, voglio dire, dalla musica al teatro, allo sport, a tutto. Oggi Palermo ha recuperato quella sua tradizione, che è una tradizione di apertura, di accoglienza, che è simile a quella di Venezia. Venezia, voglio dire, abbiamo i fondaci di tutte le parti del mondo, era veramente un centro, e una flessibilità nell'accogliere. Voglio dire, si entrava nel Gran Consiglio in maniera dinamica, non era chiuso il Gran Consiglio, aveva dei filtri, però se arrivava uno che aveva dei talenti veniva fatto entrare nel Gran Consiglio, e questa capacità di adattarsi per Venezia è stata, diciamo così, la salvezza e la possibilità di durare 1000 anni come uno Stato unico, che è una cosa importante. Però ecco, dagli anni 90, quando Usinnagu ha preso in mano la città, oggi è una città diversa. Ecco, vedi la possibilità di replicare in altre realtà italiane che stanno cercando il modo di venirne fuori? Le realtà sono chiaramente molto diverse in Italia, no? Come dicevo prima, le regioni si distinguono molto tra nord e sud.
i luoghi si distinguono molto. Quello che io penso che si può imparare assolutamente dalla esperienza degli anni 90, parlo ora, no? Della lotta alla mafia, alla criminalità organizzata e alla corruzione. Questo si può chiaramente replicare al nord d'Italia, ma anche nel nord Europa. Attenzione, perché la situazione è altrettanto critica, per esempio in Germania, anche in Francia. Quello che conta, ho imparato seguendo questa storia, questo però diciamo l'ho imparato anche a Palermo, perché è una società che ha combattuto insieme al suo sindaco, si è permesso di avere una visione nuova. Chiaramente c'erano tantissimi diciamo player in questa cosa, in questo cambiamento culturale. Sono i cittadini innanzitutto, le organizzazioni della società civile, i magistrati, anche le forze di sicurezza. È un concerto, direi. Quello che è importante è di volere vedere. Io ho vissuto alcuni anni con mio marito e la famiglia a Reggio Emilia. Mio marito fa anche il giornalista, lavorava alla Gazzetta di Reggio, ed erano inizio degli anni 2000 e c'erano i primi segnali che ci fosse anche lì la criminalità organizzata, ma nessuno lo voleva sentire. C'erano i primi omicidi che hanno portato, poi tutto questo ha portato al processo Grande Emilia, dove poi era palese che le infiltrazioni della mafia. Però io ho vissuto in diretta quella esperienza lì, che nessuno voleva saperlo. Anche le persone più aperte dicevano: no, la mafia qua no, ma che cosa dite, no? Mio marito, essendo siciliano, quindi vaccinato, è stato un giornalista dei siciliani di questa giornale di Giuseppe Fava, ovviamente leggeva piccolissimi segnali. I piccolissimi segnali possono essere i soldi, i tanti soldi che arrivano per risolvere dei problemi, ma ormai questo tutto lo sappiamo. Quello che è il modello Palermo è la società che comincia a rifiutare determinate dinamiche, di dire io non affitto il mio negozio a quello che arriva con più soldi, io denuncio qualcuno di cui ho il sospetto che qualcosa non va nel suo comportamento, io ho un partner commerciale che mi tratta in maniera strana, io mi rifiuto a tutti questi comportamenti che sono appunto ormai noti, fino alla bustarella, alla tangente, a tutte queste cose. La società palermitana è riuscita a ribellarsi e a avere il coraggio di fare diversamente. Un esempio è l'associazione Addio Pizzo, che ormai ha anche più di 20 anni, 25, non so, tanti anni, di cittadini che tutti insieme dicono noi non paghiamo il pizzo. Ecco, metto il detersivo, come si chiama? Adesivo, adesivo, grazie, alla porta e vi dico e io non pago, cioè poi mi potete sparare, potete bruciare il negozio, potete fare quello che volete. Io non mi piego. E a Palermo è successo, forse per la prima volta in una grande città, che con un sindaco che chiaramente è la figura che dà coraggio, no? Che dice voi potete. Poi c'erano i magistrati, appunto le forze di sicurezza, tutti quelli che si sono anche sacrificati, ma il sindaco comunque sempre non si è mai piegato, lui ha detto voi potete, e loro potevano, e questo è il modello di Palermo, che secondo me è spottabile, però ci vuole sempre una figura o più figure visionarie che si mettono insieme a un tavolo e dicono noi ci rifiutiamo a fare questo, e questo per esempio nel nord Italia succede già molto più spesso che per esempio nel nord Europa. Nel mio paese non succede, perché lì non si accetta ancora completamente l'idea che ci sia la criminalità organizzata, non si accetta l'idea che è una cosa che è nella società, si pensa sempre che è una banda.
Mentre questo è il modello Palermo, appunto in molti posti italiani, anche al nord, si applica già questo principio, ma penso che è un modello che ancora oggi va esportato e forse anche per questo nasce questo libro, di dire guardate, si può fare ai giovani. Prima dicevo, per me è un libro per i giovani perché hanno questo vuoto di non orientarsi, forse non sanno neanche come si fa il politico, perché i politici nazionali spesso non sono un modello. Sono lì nei loro partiti, nelle loro poltrone, nel Parlamento, spesso uno spettacolo veramente pietoso che dà la politica, e anche non parlo soltanto di quella italiana. Mentre una storia come quella di Orlando e di Palermo fa capire questo è fare politica. Impegnarsi in prima persona, sacrificando anche molta vita, per una causa, cioè per la città, per la società. Sì, questo è il modello di Palermo che penso vale la pena esportare. Grazie, sì, è molto interessante. Condivido che è forse paradossalmente più facile prendere in mano l'iniziativa e opporsi a questi meccanismi grigi o viscosi, come li hai definiti, quando la situazione è veramente molto deteriorata, no? Per cui la gente ci sta, dice no, non ne possiamo più. In una realtà come quella veneta, in cui c'è questo modo consociativo di gestire l'economia e i rapporti di potere, però tutto sommato, insomma, il benessere è ancora alto, è più difficile trovare chi è disponibile a dire mi metto contro il sistema e cerco di bloccare questi meccanismi che vediamo anche qui in Veneto, purtroppo sempre di più. La presenza... Sì. Se posso dire una cosa, anche il Veneto, l'Emilia Romagna, la Lombardia, la Germania hanno, diciamo, questa zona del Mitteleuropa molto ricca di economia e industrie. Hanno subito delle gravissime crisi negli ultimi anni. In Germania è partito per esempio fin dalla riunificazione l'infiltrazione mafiosa, e anche qui immagino ci sono arrivati tanti soldi, anche se uno ha i modi di operare. Attenzione, quando arrivano improvvisamente grosse masse di denaro, forse è il momento in cui anche in una società così benestante bisogna cominciare a... Non c'è dubbio che in realtà come il Veneto il contrasto oggi alla mafia è meno pericoloso di quanto non sia stato sia a Palermo, ma se mi posso permettere è più difficile, perché la mafia qui non si presenta con la faccia impresentabile di Rina e di Brusca. Quante volte mi è capitato di parlare con amici imprenditori veneti e lombardi e come vanno gli affari? Adesso tutto bene. Perché adesso tutto bene? No, ho avuto un periodo di difficoltà, però poi per fortuna ho trovato un socio che mi ha aiutato. E io dico, siciliano? E come fa a saperlo? E cosa ha fatto? No, mi ha finanziato, poi mi ha anche chiesto di diventare socio, non soltanto finanziatore, e poi ha rilevato l'azienda e me l'ha ben liquidata. E allora qui chi consente alla mafia di diventare legale ringrazia il mafioso. Capite come è subito il meccanismo? Quindi come diventa difficile contrastarlo. In termini formali, questo signore non ha commesso nessun reato. Quello è il reato. Ho difficoltà, arriva qualcuno, mi aiuta, mi finanzia, entra nella società, legge i bilanci, capisce quando sono in difficoltà e quando sono in difficoltà compra a prezzo ridotto. Un'operazione di riciclaggio senza nessuna commissione di reato. Ecco, non è che è pensabile che qua, tranne in alcune zone, comunque succede, che arrivi qualcuno con la pistola per la prima volta da un negoziante e gli chiede il pizzo. Non succede, perché c'è il rischio che il negoziante chiama subito la polizia. Guardate, poi il pizzo, scusatemi se semplifico, il pizzo lo paga soltanto chi l'ha già pagato. È chiaro il concetto?
quello che io dico sempre ai miei amici imprenditori che vengono da fuori: tu devi fare soltanto una cosa, non devi pagare il pizzo per la prima volta. Quando te lo domandano, alza il telefono e dici sto chiamando la polizia. Se ne andranno senza torcere un capello, perché hanno cambiato tattica. 10 anni fa ammazzavano, 20 anni fa ammazzavano, non so se sono chiaro. Adesso se ne vanno. Per cui chi è che paga il pizzo? Chi l'ha già pagato? Certo. Chi avendolo già pagato è ricattabile, per cui adesso tu hai pagato a quella cosca e non paghi a me. O ti vado a denunciare che tu sei complice di quella cosca. E quindi da questo punto di vista, paradossalmente, noi abbiamo più anticorpi di quanto non possono esserci in altre parti del paese. Con un problema però, che il Mezzogiorno, fatemi fare un discorso che poi è la conclusione dell'ultimo capitolo. Noi abbiamo in questo momento un drammatico problema di violazione del principio di eguaglianza. Nel senso che noi abbiamo una parte consistente del paese, il sud, dove non c'è l'eguaglianza rispetto al lavoro, rispetto alla scuola, rispetto alla salute, rispetto alle infrastrutture materiali e immateriali. E questo è inaccettabile. E non c'è nessuno che parla di Mezzogiorno. Perché è chiaro che parlare di Mezzogiorno non può essere costruire il ponte sullo stretto, dimmi sì o no. Autonomia differenziata, dimmi sì o no. È un atteggiamento inaccettabile sottoporre il Mezzogiorno ad un referendum continuo. Tu mi devi dire sì o no al ponte sullo stretto. Posso dire sì e chiedere però perché per andare da Messina a Trapani ci vuole più tempo che da Napoli a Milano? Ti dico sì, non è questo il problema, ma posso farti una domanda? Reddito di cittadinanza, il Mezzogiorno deve rispondere sì o no, è il ricatto nei confronti di chi viene considerato straccione. Tu devi dirmi sì, lo vuoi o non vuoi? Posso dirti va bene il reddito di cittadinanza, ma come mi dai garanzie degli sbocchi occupazionali? Autonomia differenziata, ma come si fa a essere contro l'autonomia differenziata? Io insegnavo diritto regionale in un'altra era geologica, ero professore di diritto regionale all'università e quindi vengo in una regione, la Sicilia, che ha un'autonomia non differenziata, di più. Pensate, fu costruita come Stato membro dello Stato federale per evitare che diventasse la 49esima stella degli Stati Uniti d'America, quindi si cedette tutto per convincerla a rimanere legata all'allora Regno d'Italia, tant'è che il nostro statuto reca la firma di re Umberto, 15 maggio 46. Ma tornando al tema, autonomia differenziata sì, posso chiederti di garantirmi i livelli essenziali delle prestazioni? Posso chiederti che i bambini della scuola a Milano hanno il doposcuola e la mensa come i bambini di Palermo? Poi però, siccome Milano è ricca, la mensa è col salmone a Milano e con la sarda a Palermo? Non è possibile che siccome uno è ricco c'è la scuola e il doposcuola, siccome non è ricco non ha né scuola né doposcuola, non funziona. Se non abbiamo le risorse mangerai la sarda, se hai le risorse mangi il salmone, ma non ti tolgo la prestazione essenziale del tempo prolungato, non so se riesco a essere chiaro. Ora tutto questo, quando uno accenna a questo, partono gli slogan. Sì o no? No, io non ti dico né sì né no, anzi dico sì però, o no ma. Il tempo è tiranno e starei qui ore a chiedere, però c'è una domanda politica che io voglio fare perché leggendo il libro per me hai fatto una fortissima lotta dal di dentro prima nella Democrazia Cristiana per cercare di superare delle diciamo così incrostazioni che c'erano nel partito. Tu qui sei molto severo con Giulio Andreotti, è una posizione molto forte di critica e dici ho provato a lungo a far evolvere il partito, poi ho visto che era impossibile, sono uscito, altri amici sono rimasti nel partito cercando di lavorare da dentro e hai fondato la rete e poi c'è stata tutta questa storia. La mia domanda è questa, vedi dei parallelismi con il Partito Democratico di oggi, cioè con la necessità di
innovare un partito che è rimasto vittima di alcune diciamo così, incrostazioni, di alcuni correntismi, dell'incapacità di essere visto come una forza innovativa capace di attrarre l'entusiasmo dei giovani. E secondo te può dall'interno fare questo passaggio o è necessario, diciamo così, dare una spinta dall'esterno? Secondo me lo scrivo nel libro. Il Partito Democratico ha 2 anni di vita. È nella stessa condizione in cui era la Democrazia Cristiana nel 1992, quando ottenne un buon livello di consensi. Nel 1994 non fu in condizione di presentare le liste. Non vorrei di apparire catastrofico, ma siccome ho la testa del Partito Democratico, ritengo doveroso essere io a denunciare i limiti. Quando sarò di Fratelli d'Italia, criticherò Fratelli d'Italia. Quando sarò tedesco, criticherò i tedeschi. Ma essendo siciliano, critico i siciliani mafiosi. Essendo cattolico, critico i vescovi mafiosi. Essendo del PD, critico il PD. Mi sembra che sia fin troppo evidente. Se no, facciamo il gioco delle parti. Il Partito Democratico ha un problema drammatico. Ha una malattia terminale che si chiamano correnti. Questa malattia terminale porterà alla morte di questo partito, perché il capo corrente, per definizione, non si preoccupa del successo del partito. A D'Alema, a Franceschini, a Boccia, che il partito vinca, non gli interessa nulla, gli interessa che siano eletti i propri. Ma tanto è questa la logica che per 10 anni il PD ha governato il paese senza consenso e gli esponenti delle correnti avevano un ruolo di ministri, pur non avendo vinto le elezioni. Capite come questo è micidiale? Se si unisce all'altro elemento che abbiamo una legge elettorale nella quale sfido tutti i presenti, comunque abbiate votato, di dirmi se sapete il nome del parlamentare che avete mandato a un Parlamento. Non lo sapete. Non lo sapete. Io lo so, perché dell'anno scorso, insomma, ad un anno ancora ce la fa. Stai parlando dell'uninominale? Sì, sì. Ma il tema di fondo è, cioè, non si sa. Non c'è rapporto. Scusatemi, c'è il nubifragio in Emilia-Romagna, c'è il femminicidio ad Alba, c'è un incidente sul lavoro terribile in Piemonte. Avete mai sentito parlare il parlamentare del territorio? Non c'è. Non c'è. Quando ero sindaco dell'Alta Era Geologica, ad ogni cerimonia pubblica, 2 giugno, 25 aprile, 1 maggio, festino di Santa Rosalia, Immacolata Concezione, era la guerra dei cerimoniali. Il senatore che protestava perché era stato pretermesso rispetto al deputato, il deputato che protestava perché pretermesso rispetto al sottosegretario, l'ex ministro, era la guerra dei cerimoniali, perché erano tutti lì presenti a farsi vedere. Da 10 anni, negli ultimi 10 anni di sindaco, 2012-2022, non ho visto mai un parlamentare nazionale in queste cerimonie. Non interessa nulla. A destra il prefetto, il generale Carabinieri, la finanza, il questore, il comandante della Guardia Costiera e quant'altro. A sinistra io e alla mia sinistra nessuno. Tant'è che ogni volta raccolgo cittadini per fare un po' di folla, per non fare vedere che il banco è vuoto. Perché quando a uno di questi parlamentari ho detto: senti, ma perché non vieni mai? Tu non capisci niente della vita, perdi tempo a parlare con le persone. Andando alla chiesa l'altro giorno, presentando questo libro a Milano, ha detto che io gli ho insegnato a parlare con le prostitute, gli ho insegnato a parlare con i venditori ambulanti, e qui lui sostiene che io sono un populista raffinato, ma insomma, bontà sua, cioè. Dice, purtroppo non ce l'ho fatta ad essere bravo come lui, dice Nando. Ma tu perdi tempo con le persone. Io ogni 6 mesi, dice questo parlamentare ormai assenteista alle cerimonie ufficiali, io ogni 6 mesi vado a trovare il capocorrente, il mio capocorrente. Se mi sorride, per 6 mesi campo tranquillo.
è evidente che la gente non va più a votare. Ma quando è che questo Partito Democratico ha avuto successo? Ha avuto successo quando ancora non aveva le correnti perché non esisteva e aveva un personaggio che era tutto tranne che un capocorrente, che era Romano Prodi. È un caso che nel 96 e 2006 Romano Prodi abbia vinto grazie al Partito Democratico che non c'era, cioè grazie a quella formula che non era malata di corrente. Il dramma dell'attuale segreteria del partito, la preoccupazione, la sfida, è che la Schlein dice cose assolutamente condivisibili, ma quando la vedo circondata da D'Alema, Franceschini, Provenzano, in Sicilia, poi lo raccomando, Barbagallo, è evidente che qualche problema si pone. Io posso anche superarlo in nome di amore per il partito, che io ami un partito è difficile, in nome dell'amore per il partito, ma al cittadino normale è inspiegabile che il rinnovamento sul territorio abbia la stessa faccia di prima. Chiaro il concetto? Allora è un momento delicatissimo, un momento nel quale probabilmente si gioca. E allora cosa fare? Intanto bisogna costruire un'alleanza che sia autenticamente alternativa all'attuale destra. Vogliamo prendere lezione dalla Meloni, dall'onorevole Meloni, che ha fatto un brutto governo, diciamo, poi parliamo male del governo, ma ha mandato un messaggio che è straordinariamente importante. Il messaggio è: se vuoi essere credibile devi fare opposizione in maniera coerente. Ha fatto opposizione e ha vinto le elezioni. Il PD non ha mai fatto opposizione. Il PD, nella migliore delle ipotesi, cerca di presentare in bella copia le posizioni della destra. E mi hanno spiegato che in politica, come nel mercato, fra originale e fotocopia, si sceglie sempre originale. Se io faccio la fotocopia di Fratelli d'Italia, non mi crede nessuno, perché non sono credibile. Parimenti, se Fratelli d'Italia fa una fotocopia del PD, non ci crede nessuno. Allora, vogliamo in qualche modo eliminare le zone grigie? E torniamo al tema delle zone grigie. Vogliamo chiaramente dire in che cosa consiste la proposta alternativa a questa destra che oggi governa il Paese, essendo io fortemente impegnato ovviamente ad augurarmi che ci sia un'alternativa. Ma proprio perché la voglio l'alternativa, non posso dire che l'armata della sinistra è un'armata Brancaleone, diciamo così. Grazie, questo fa molto coraggio e ci sprona a lavorare. Mi hai chiesto di parlare di futuro. No, ma io apprezzo e ringrazio. Abbiamo bisogno di questi stimoli. Non so se dalla sala c'è qualcuno che vuole intervenire, perché abbiamo diversi anche rappresentanti delle amministrazioni del territorio, e quindi se c'è qualcuno che ha piacere, ecco, lo spazio c'è. No, se no, ecco, torno, non so se a chi degli autori, però a fare una considerazione. L'esperienza della rete è stata un'esperienza, io ero giovane e lettore, però è stata un'esperienza forte, un'esperienza che ha mostrato una marcia diversa nella gestione della cosa pubblica. Poi non ha voluto istituzionalizzarsi per scelta, nel libro lo spieghi molto bene, dici non lo so se fosse la scelta giusta, era la scelta che in quel momento mi sentivo di fare, e quindi è confluito nell'Ulivo e poi è stato assorbito in qualche maniera l'esperienza della rete, che si è trovata in opposizione alla destra e alla sinistra di fatto, perché aveva un modo diverso che non accettava lo scambio. È indubbio però che per riuscire a governare sia un comune, sia una regione, sia un paese, insomma delle mediazioni le bisogna fare. Ecco, io faccio una domanda interessata, ma oggi come poter rilanciare un'esperienza come quella della rete? Come poter recuperare quello spirito che dava entusiasmo, che dava una fiducia, una speranza, che ci portava a votare? Io una delle prime volte che votavo e caspita, ti veniva voglia di andare a votare perché vedevi persone che avevano una vita professionale interessante e sicuramente pulita. Per cui, ecco, come recuperare quell'esperienza, come riattualizzarla
e come renderla capace di istituzionalizzarsi, cioè di non rimanere un'esperienza, come è stata, hai detto bene, il Movimento 5 Stelle, la Prima Lega, lo stesso Forza Italia, anche se poi aveva dei meccanismi diversi, però si proponeva, ecco, Forza Italia poi è riuscita a istituzionalizzarsi grazie, diciamolo, alle risorse che ha messo Silvio Berlusconi, che hanno consentito di diventare, insomma, partito sì, di governo. Ecco, oggi come dobbiamo muoverci? Ma è chiaro che con riferimento alla vicenda berlusconiana, è chiaro che c'è una differenza, deriva dal potere mediatico e finanziario, come spiego nel libro, che certamente è importante e significativo. Ricordo che tra i primi aderenti della rete c'era un esponente convinto dell'MSI, non era ancora Alleanza Nazionale, diciamo, per capire, il quale mi diceva: ma tu hai sbagliato, poi dopo incontrando, ma hai sbagliato perché non hai fatto quello che poi ha fatto Berlusconi. Ho detto sì, c'è una piccola differenza, diciamo, quindi diciamo, mi giustificherete, diciamo, se non avevo le risorse sufficienti per affrontare questa scommessa. Ma tornando al tema, Costanza ha scelto per il capitolo dedicato alla rete il titolo L'Arca di Noè. Beh, l'Arca di Noè. Da chi è abitata l'Arca di Noè? Da tutta una serie di esseri viventi, poi animali o umani, scegliete voi, insomma, da tutta una serie di esseri viventi che si mettono in salvo. E come tu richiami, e come è scritto nel libro, le facce di quelli che a Trento si riunirono il 29 luglio del 90 erano facce di persone normali. La casalinga, il medico, il giovane, il professore, che avvertivano lo smarrimento di non avere un riferimento politico. Tant'è che il primo documento che io scrissi a Sauris, alla Malgalosa, innaffiato da vino e da formaggio, che hanno avuto, spero, un effetto positivo e non negativo sulla scelta politica che ho fatto, la prima frase era: la rete non nasce oggi, c'è già. Mi posso permettere di dire che la rete non nasce oggi, c'è già anche adesso? Noi abbiamo scelto di essere a tempo. Quando siamo andati al notaio il 21 marzo del 91 abbiamo espressamente scritto che eravamo a tempo. Pensate, a tempo fino a quando non si fosse prosciugato il campo di calcio. Perché il nostro scopo era di prosciugare il campo di calcio, per poi consentire alle squadre destra e sinistra di competere non nel fango, ma di competere in un campo di calcio, secondo le regole di un campo di calcio. Tant'è che quando è sceso in campo Prodi, noi ci siamo sciolti, ma senza congresso strappalacrime. Formalmente la rete è ancora esistente, non c'è un atto di chiusura. Cioè ci siamo spenti così come eravamo nati, senza formalizzazione, perché per noi, che eravamo orientati a sinistra, Prodi era comunque il Partito Democratico, non so se sono chiaro, era il giocare finalmente a calcio in un campo non più inquinato. Altri, evidentemente, che venivano dall'esperienza della rete, hanno scelto di stare dall'altra parte dello schieramento, non so se sono chiaro. Cioè, con la discesa in campo di Prodi, in alternativa a Berlusconi, si sono ridotti oggettivamente le zone grigie, per cui tu potevi scegliere o un'ipotesi o l'altra. E chi all'interno del movimento aveva una dimensione se n'è andato col bianco, chi col nero. Poi scegliete voi chi è bianco o nero, cioè è soltanto una questione di, diciamo, dialettica. Il tema di fondo è questo. Quindi oggi, la mia opinione, ma vogliamo chiederci su 8.000 sindaci, fammi parlare dei sindaci, su 8.000 sindaci, quanti sono i sindaci veramente di partito? Ma molto meno. Intanto comincia a metterci tutti i comuni sotto i 5.000 abitanti. Tutti i comuni con il sistema maggioritario, il sindaco non ha partito, per definizione, perché... Ma anche i sindaci di grandi città sono insofferenti rispetto ai partiti, perché un sindaco sostanzialmente deve esprimere libertà. Io, come spiego nel libro, io non ho mai fatto riferimento, parlando dei miei errori, c'è un intero capitolo dedicato ai miei errori e alle mie sconfitte, quindi diciamo,
ho talmente parlato male di me che mi posso permettere di parlare male anche degli altri. Cioè, ho preso la rincorsa per avere titolo a parlare anche degli altri. Ma in cosa consiste questo qua? Cioè, sostanzialmente gli errori che ho commesso io sono soltanto miei. Non ho mai detto che un assessore l'ho nominato perché me l'aveva chiesto un partito, o che un'opera pubblica si è fatta o non si è fatta perché me l'aveva chiesto un altro partito. Ogni volta ero io a decidere. È chiaro che è una libertà che ti puoi permettere a una condizione, che è il consenso dei cittadini. Ma posso dire che è un circolo virtuoso. Se sei libero è il consenso, se non sei libero non è neanche consenso. Anche perché, fammi dire, poi Costanzo queste frasi me le ha tutte tagliate, quindi, diciamo, io sto cercando di manifestare la mia libertà fuori dal libro, ecco, diciamo, 8 mesi, diciamo, sono stati duri. Ma tornando, tant'è che il giro in Sicilia l'abbiamo fatto assieme con lei e col marito, così per farmi difendere almeno dal marito. Ma sostanzialmente il tema di fondo è proprio questo, cioè credo che la politica debba essere un'agenzia educativa, pedagogica, deve mandare una visione culturale, non può essere soltanto riparare il marciapiede. Va riparato. Io passavo 24 ore su 24 a rispondere a Twitter, a email, a telefonate di qualunque cittadino. Il mio telefono era il più pubblico del mondo, insomma, tant'è che capitava anche ricevere telefonate. Pronto, mi manda 100 grammi di prosciutto crudo. Avevamo tutti. Però io credo che oggi c'è questa rete che è nelle amministrazioni locali e purtroppo la politica non lo rappresenta, la politica nazionale. Bisognerebbe subito tornare alle preferenze, scusatemi. È una cosa talmente semplice da essere rivoluzionaria, perché non è possibile che qualcuno è parlamentare senza essere mai andato nel collegio dove si è candidato. Cioè, abbiamo esempi incredibili. Se per questo anche in una città che allora, si è candidata una signora, non mi ricordo come si chiama, in Sicilia, una signora nel collegio in cui c'è Mazara del Vallo e Marsala e Trapani, non mi ricordo come si chiama, ma sono omertoso in questo caso, ma siccome ce n'era una sola candidata basta andare a Wikipedia, diciamo. Allora, bene, non è mai stata in quel territorio. Neanche in Parlamento? No, neanche in Parlamento, sì. 99,47% di assenza. Mai stata in quel territorio. Non solo, ma quando ha dovuto a un giornalista confermare che lei era candidata, lei ha risposto sì, perché io ho una grande passione per Marsala del Vallo. Marsala del Vallo. Io ho una grande passione per Venezia Veneta. Ma guarda, quello è Conegliano, no? Quello è Castelfranco. Cioè, neanche il nome è della città più grande di 60.000 abitanti che sta nel suo collegio. Ecco, di fronte a queste cose è chiaro che c'è un problema, per cui se posso impillo le preferenze, per evitare che si abbia anche l'alibi di dire ma quello non l'ho scelto io. Poi di fatto l'hai scelto perché avete trovato allora, elettori del PD che votano con entusiasmo, ne conoscete? No, non sto facendo la domanda a Fratelli d'Italia, è chiaro che è scontato che mi dice non hanno entusiasmo, ma io dico che è scritto al PD, non c'è entusiasmo. Io non sono del PD, ma insomma. Nessuno è perfetto, io ho preso la testa da quest'anno, sperando che potesse essere in qualche modo utile, ho fatto una doppia scelta. 19 giugno, domenica, ho chiamato il presidente Mattarelli, ho detto Sergio, tu Palermitano da domani avrai un altro sindaco. È il mio ultimo giorno da sindaco, mi sembra giusto, doveroso salutarti. E lui mi ha detto, ti ricordi dove eravamo il primo giorno che tu eri sindaco? Ho detto sì Sergio, tu eri consigliere comunale nell'85 e mi hai eletto sindaco di Palermo, quando i sindaci erano eletti dal consiglio comunale, tra i consiglieri comunali, perché ci candidiamo al consiglio comunale.
perché lui mi chiese di impegnarmi in politica e io gli chiesi di candidarsi anche lui con me, perché diciamo, era un momento in cui essere insieme era meglio che essere separati, mettiamola così, diciamo, per farci coraggio a vicenda. Dopodiché ho staccato la spina, ho rifiutato tutte le candidature alla Camera, al Senato, alle regionali, mi sono preso un anno sabbatico, ho incontrato una giornalista tedesca che mi ha rovinato la vita in questi ultimi mesi. Adesso finalmente c'è il libro che la conferma, diciamo, di cosa ho subito. Io non finirò mai di ringraziarla perché lei mi ha consentito di, credo di lei mi ha consentito di mettere ordine alla mia esperienza e ha consentito a chi l'ha vissuta di trarre quello che c'era, la visione, al di là degli schematismi, delle isterie del presente, delle battute sopra le righe, che hanno caratterizzato soprattutto l'esperienza politica di uno come me, che non le mandava a dire le cose, no, che non le manda a dire, scusate, che non le manderà a dire le cose, così vediamo, che pensiamo che parliamo di. E quindi grazie a voi per la vostra attenzione ed se vi fermate un po' a riflettere, qualunque sia la vostra scelta politica, vi accorgerete che purtroppo i guai che ho denunziato riguardano anche la vostra scelta politica. Grazie. Lascerei chiudere a Costanza che insomma sì, in qualche modo è stata quella che ha ispirato questo percorso, che ha messo ordine nell'esperienza politica. E dopo tutte queste parole potete immaginare anche quanto era difficile, no? Diciamola pure, forse era più difficile anche per lui ma anche per me. Che dire? Dico una frase sull'esperienza della rete, perché è un'esperienza di Palermo, abbiamo parlato tanto di immigrazione e di mafia, l'esperienza politica di Orlando, la rete, è stato, io l'ho vissuto, l'ho visto, l'ho raccontato fuori dall'Italia con entusiasmo, perché io sono di una generazione che si fonda politicamente sui movimenti nostri, io nella mia fattispecie quello verde in Germania, che oggi è un partito che governa. E mi sono incuriosita molto nel periodo degli anni, i primi anni 90, quando nascono appunto molti movimenti in Italia, la rete, ma appunto anche la Lega, perché vengono dal basso. E questa era una, o lo è in parte ancora oggi per chi è rimasto, è diventato partito, una esperienza importantissima e necessaria per una funzionante democrazia, perché come dicevo prima, secondo me la democrazia a Roma non funziona più, mentre sui territori sì. Quello che è un dispiacere è che spesso in Italia nascono dei movimenti, nascono dei fenomeni, poi però non ci sono più, e questa è la cosa che ho criticato della rete, che se n'è andata troppo presto. Bisogna a volte avere più energia di andare avanti per portare avanti dei obiettivi. Parlavo dei Verdi, oggi i Verdi in Germania governano, è un governo, quello di oggi, che governa con fatica, perché ci sono prima una guerra, poi un'altra guerra, però porta avanti per esempio uno dei suoi principali obiettivi, che è la transizione energetica, e questo l'abbiamo raggiunto, questo obiettivo, da che eravamo movimento, diventando partito, cominciando a governare, è rimasto comunque un partito di base, e io mi augurerei che ci fossero di nuovo dei movimenti in Italia, più movimenti. Mi sono anche chiesta perché non ci sono. Ho una piccola risposta forse, e con questa chiudo. Bisogna fare partecipare i giovani. I giovani hanno molti movimenti in Italia, fondano movimenti dai collettivi a altre forme, associazioni, ONG, tutto quello che fanno, però non vengono ascoltati, dalla politica non vengono ascoltati, vengono anzi emarginati. Oggi quando sono venuta qui, a un certo punto c'era ritardo del treno e il capotreno diceva dovuto a persone non autorizzate sul binario. Probabilmente sono stati quella della ultima generazione, perché
non si ascoltano loro, perché si devono mettere sui binari dei treni? Questo è un problema italiano, della società italiana, di non fare andare avanti i giovani. I miei caporedattori hanno 35 anni, no? Io non ho il doppio, ma diciamo molti di più. E penso che se in Italia non si fa avanzare, diciamo, prendere posizioni, credere, dare ascolto ai giovani, anche giovanissimi, non ci sarà un rinnovo della politica, e questo assentesismo e tutti i grandi problemi della politica italiana rimarranno gli stessi. Quindi sì, una rete, tante reti di nuovo, questo sarebbe una ottima realtà. Grazie. Abbiamo i compiti per casa e quindi contiamo sull'aiuto di tutti. Grazie, ringrazio il consigliere Zanoni, che è presidente della quarta commissione, che ha il compito di vegliare sulla legalità nella nostra regione, e grazie Andrea di essere qui. Ci sono delle copie del volume, chi volesse, penso che gli autori siano disponibili a firmare, quindi è un'occasione da non perdere. Sì.